Chiusura del Grest estivo, Unità Pastorale Ecclesiale Mater di Aragona. Che vi devo dire, genitori? Io ogni anno dico, ma chissà, forse sarà questo l'ultimo anno che faccio il Grest. Poi per strada incontro i vostri figli che mi vengono incontro e mi dicono: Tita, ma lo facciamo quest'anno il Grest? E io puntualmente già sono all'opera. E sono il mio motore, i vostri figli sono il mio motore. Io invece devo ringraziare tutta la squadra, perché da sola non potrei fare tutto quello che voi vedete. Sarebbe insomma davvero presuntuoso dire faccio da sola, assolutamente. Invece no, io riesco a fare perché ci sono loro, perché ho degli animatori splendidi, perché ho dei giudici splendidi, perché ho dei responsabili di gioco splendidi, perché ho responsabili di attività che sono unici e sono impareggiabili, perché lavorano costantemente per offrire a voi tutti e impegnare i vostri bambini, e lo vedete. Io ringrazio il Signore perché ogni anno è un dono poter rifare il Grest. E oggi vi devo dire che l'ho ringraziato ancora di più perché ho visto accanto a me, sindaco, te lo devo dire, ho visto delle persone, non degli operai, ho visto delle persone che hanno capito che questo momento era importante e lo hanno valorizzato costruendo questo palco. Grazie Peppe, grazie, non lo dico al sindaco, lo dico all'uomo, e ringrazio questi uomini che oggi con me sono stati qui sotto il sole. E voglio precisare che in questa squadra c'era un padre di famiglia operato in un ginocchio e l'altro insomma fuori uso. Grazie alle mie presentatrici, oltretutto loro sono delle psicologhe, hanno messo in gioco quella che è la loro professionalità, e quindi questo Grest, voglio dire, vola sempre più in alto. Che dire, grazie a tutti, grazie ai genitori, grazie particolarmente a Don Angelo, sempre pronto. È stato veramente un dono di Dio avere Don Angelo qua ad Aragona, perché sta dando tanto per la collettività, sta dando tanto per la cittadina e sta dando tanto per tutti. Quindi grazie a Don Angelo, grazie animatori, grazie organizzatori, grazie ai ragazzi, grazie ai genitori, grazie a tutti.